Eccoci qua, puntualissimi. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti coloro che mi seguono da YouTube, buon pomeriggio a tutti quelli che mi seguono da Facebook e tutto il mondo di TikTok che mi segue. Consulenza telefonicamente solo telefonando in diretta live, quindi non leggo i commenti, quindi i commenti sono disattivati su TikTok, quindi non leggo i commenti, solo chi vuole una consulenza con me, solo telefonicamente parlando. Quindi chi effettivamente crede nel mondo dell'occulto, chi crede nella professionalità del Sant'Antonio di Avella può tranquillamente telefonare in diretta, se no a quest'ora dove girate, dove andate a vedere, ci sono tanti bravi cartomanti che si mettono lì in cambio di follower, in cambio di donazione, di misere donazioni, sono lì a favorirvi. Qui invece non dovete fare nessuna donazione, non dovete pagare niente, è del tutto gratuito, solo che dovete telefonare in diretta live. Quindi munitevi di carta e penna, così io durante la live darò il numero di telefono. Però se volete ricavare il mio numero di telefono con facilità, basta andare nel mio profilo qui su TikTok, trovate i video dove sono tutti i miei video, trovate il video dell'oroscopo della settimana, lì sotto trovate il numero di telefono nello scroll. Ma io lo dico ogni tanto, lo ricordo, quindi se prendete carta e penna ve lo segnate per potermi chiamare. Allora, il numero è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Questa è una live per persone serie, per persone che hanno dei seri problemi. È una live che funziona solo se telefonate in diretta live. Chiamandomi in live mi chiedete quello che volete e noi andremo a verificare e a dare una risposta. Pronto? Pronto? Sì. Il cartomante? Sono io. Buonasera. Buonasera. Vorrei sapere qualcosa, senza che io sono separato, vorrei sapere qualcosa del mio matrimonio. Sei separata, vuoi sapere se ritorna da te tuo marito? Sì. Da quando siete separati? Da 3 anni. Allora, mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, sono Ariete e su il 3467. E lui? 512 63. Ok, non incrociare né gambe né braccia. E vabbè. fermami da questo momento in poi. Sì. Hai capito che mi devi fermare, dico, no? Sì, sì. E quando mi fermi? Domani mattina? Scusa. Che vogliamo fare? Sei confusa? Gioia mia, sei confusa? Fermo. No, ma che fermo, iniziamo da capo. Vabbè. Metti il cervello attivo, ce l'hai la linea lì col cervello, tutto a posto? Ok, andiamo a verificare, mamma mia. Fermami da questo momento in poi. Fermo. Aspetta, mi vuoi far prendere le carte? Oddio.
Vabbè, mi fermo io, ma se mi manda al manicomio, ma dove stai chiamando? La crociera inferiore. Mamma mia, mamma mia. Fermo. Sì, tutto a posto, non ti preoccupare, aspetta. Ti dico che tornerete insieme, non so come, non so il motivo, ma io vedo che voi due tornerete insieme. Perché mi esce la carta della coppia, la carta dell'angelo, quindi siete due persone fatte uno per l'altro. Ok, buona giornata. No, Scusatemi, ma quando è troppo, 345 630 81 72. Pronto? Eccone un'altra, vedi? Allora dovete abbassare il volume del telefonino oppure mettetevi la cuffietta per parlare in diretta live. Se no, fatemi la gentilezza, non fatemi perdere tempo. Ok, io qua tempo non c'ho da perdere. Quindi tutti voi indecisi che non sapete come funziona oppure siete abituati a scrivere nei commenti ai tanti stupidi, andate a spassare queste persone. Allora, linee libere 345 630 81 72, chi vuole parlare con me. Vi ricordo che io ricevo in provincia di Caserta, mi reco a domicilio in tutta Italia o tutta Europa. Quindi le persone che mi vogliono incontrare da vicino possono farlo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, buon pomeriggio, meglio dire, prego. No, mi scusi, ho sbagliato. Ah, sbagliato, va bene, arrivederci. È giornata oggi. Oggi è una cattiva giornata. Oggi è una cattiva giornata, mamma mia. Oddio. Linee libere, forza e coraggio. Chi vuole parlare con me lo può fare in questo momento. Tre, 4, 5, 630 81 72 per chi vuole parlare col sottoscritto. Scusatevi perché ho la batteria, mi sa un po' scarica, chi lo sa, boh. Allora, per le persone che vogliono una consulenza nel privato possono farlo, fissando un appuntamento privatamente, ma in privato i consulti si pagano, ok? Non è gratuito. Gratuito è solo in questa live. Allora, voglio vedere i cuoricini, forza, tap sul monitor. Pronto? Pronto? Buongiorno. Salve. Prego. Mi chiamo Loretta. Da dove chiami, Loretta? Dallo della Lucania. Bellissimo, dimmi. Vorrei sapere se ci sarà continuazione con questa persona. Quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, io sono nata il 5 dicembre del 72, Sagittario. Sì. E lui? E lui è un acquario, ha 51 anni.
dire il nome? No. Allora, fermami da questo momento in poi. Marica, non accetto live video, non è un gioco questo, hai capito? Va a giocare con le babboline, vai. Fermami quando vuoi. Basta. Ok. Non accetto videoconferenze, ok? Solo telefonate. Non ho tempo da perdere appresso gli imbecilli. C'è possibilità di un recupero, Gioia? Mi senti? Sì. C'è possibilità di un recupero, però c'è qualcun'altra che cerca di ostacolare, cerca di creare scombini, cerca di creare casini intorno a voi due. È chiaro? Ma lui è ancora innamorato della sua ex? Allora, io ti ho detto, non vuol dire niente essere innamorato o no. Qua ci sono donne che pur di prendersi la soddisfazione di far soffrire una persona, cercano di creare scombini. Usai fatto niente per me, niente per nessuno. No, ora le spiego. Sì, allora io adesso convivo con questa persona da pochi mesi. Prima lui ha avuto una relazione per 11 anni. E io che ti sto a dire? Lui un po' di giorni fa lui è tornato da lei per qualche giorno. E io che da giurito. Però adesso è tornato da me. Sì, signore, e io che ti ho detto? Che c'è una terza persona che sta ostacolando questo rapporto. Penso che ma io vorrei capire i sentimenti suoi nei miei confronti. Ma i sentimenti non sono tutti quanti uguali. I tuoi sentimenti certamente non sono come quelli di lui. Tu hai sentimenti tutto per te, amore mio, cuore mio, I love you. Mentre lui probabilmente vede diversamente, sempre sentimenti sono, ma li vede diversamente, capito? È preso, è innamorato di te, però è ostacolato dall'altra compagna che cerca di creare scombino. Dice, tu con me non voluto stare, ma lascia, e mo può chi che ha già combinato. Capito? Ho capito. Che sia licenza. A me quello che mi interessava è che lui ha dei sentimenti per me. I sentimenti ci sono, come no? Come no? Mangiamo pane e sentimento. E poi? Questa creerà sempre casini. Creerà scombini tra te e questa persona. Ho capito. Che sia Alicetta e dietro la mandi bene. Ok? Va bene, grazie. Stammi bene, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Linee libere 345 630 81 72 per chi desidera parlare col maestro Cleo qui presente. Ripeto, 345 630 81 72. Pronto? Sì, pronto, salve. Salve, buonasera. Salve, volevo chiedere una cosa per mia mamma. Sì. Allora, siccome dovrebbe fare un intervento un po' delicato, volevo sapere se andava bene. Allora, per la salute io non sono un medico e non posso fare alcuna diagnosi, mi dispiace. Gli altri lo fanno. Gli altri... Non mi può dire manco se va bene o ma io ti posso dire se andrà bene
ma non devi prendere in considerazione Ok, quello che io certo. ti dico, perché Ok, per la salute mi è vietato fare le carte sulla salute. ok. Mamma quanti anni c'ha? Che segno è? Allora, mia mamma è del 30-12-63, è di dicembre, del 30 dicembre. Che segno è il 30 dicembre? Ok, allora fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. No, andrà bene, per me andrà bene. State, Ok, andrà bene. state tranquilli. Ok. Ok? Ok, sì. Vabbè, comunque l'avevo già chiamato una volta anch'io, cioè la seguo sempre, ma va detto Grazie. per il fatto della gravidanza che per adesso devo farmi le cure. Ah, sì, Ed sì. è vero, ma non ho trovato una ciste nell'ovario, però Vedi? adesso cioè, mio marito ci vuole riprovare ad avere un altro figlio con me, però non so se è ancora presto. Allora, cercate di seguire le cure, Ok, perché ripeto, io ti faccio capire, se volete capire chi sono io, andate su YouTube, scrivete il Santone di Avella, con la scritta che sta qua sopra, vedi? ok. Scrivi quella frase su YouTube e vedete chi sono io, perché io non posso dire chi sono. Quanto io vado a fare una consulenza e ti dico vatti a fare dei controlli, hai fatto dei controlli ed è uscita una cistola, vuol dire che io avvertivo questa cosa. Perciò non sono uno dei cartomanti che si mette qua per prendere follower o per prendere le misere donazioni, no. Sono un professionista, quelli lì stanno qui per prendere per il culo, come farvelo capire. Ok, sì, quello è vero. Ma posso chiedere qualcosa per me in generale? No, mi deve fare sempre una domanda precisa, in generale solo in privato perché c'è tempo. Allora può vedere se magari più avanti avrò una gravidanza e la porto avanti, perché ho avuto un aborto il 4 di febbraio, non l'ho portata avanti quella. Ma perché avevi il problema, Gioia? Sì, avevo quel problema lì, ma adesso curandoti del tutto, tu stringerai in braccio un bebè, te l'ho detto anche l'altra volta. Ok, ma su per giù i tempi? I tempi non esistono. Quando tu devi mangiare perché hai fame, non devi mangiare tanto perché devi mangiare. Quindi, se fai l'amore col tuo marito, non devi fare l'amore per dire dai, andiamo a vedere se possiamo avere un figlio. Non esce mai. Tu devi fare l'amore perché lo desideri, perché ti piace, perché lo avverti. È vero, sì. Ok. È vero, hai ragione. C'è una mia amica qua che vuole farle una domanda. Può? No, mi deve sempre. Non ha il telefono, cioè ho dato io il suo. Mi devi telefonare di nuovo, devi riagganciare e richiamare per dare spazio anche agli altri. Ok, certo, perché allora la richiamo subito. Grazie. Allora, 345 630 81 72 per chi vuole parlare col maestro Cleo qui presente. Pronto? Pronto? Sì. Ciao. Ciao. Volevo farle una domanda. Prego. Non è specifica. Come? Non è specifica la domanda. Dimmi, cosa vuoi sapere? In generale. No, il generale a quest'ora sta riposando. Ok. Per vedere, fatti capire, per vedere in generale ci vuole mezz'ora. Noi dobbiamo dare, questa è una live dimostrativa per farvi vedere chi sono io. Poi se volete un consulto completo vi costa 30 euro in privato. Chiamate, fissate appuntamento e ne parliamo. Ma in live solo una domanda o massimo 2 domande. Dimmi. Allora, niente, come va col mio ragazzo?
Come andrà col tuo ragazzo nel Sì. futuro? Allora, mi dici che segno sei, quanti anni tieni? Ariete, di 19 anni. Lui invece? Bilancia 18. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Adesso. Ok. Vedo amore tra di voi, non c'è nessuna complicazione. Vi vedo uniti, vi amate, vi volete bene, quindi qual è la tua preoccupazione se va tutto bene? Scusa. Perché un'altra signora mi aveva detto che lui aveva altre donne. Non ho capito? Un'altra signora mi aveva detto che lui aveva altre donne. Ma voi a quello dovete chiamare, a quelli che vi prendono per il culo. Ah. Chiama di nuovo alla signora, vai. No, per questo ho chiesto anche a lei. Vai, chiami di nuovo la signora, vai, così quella ti deve dire quanti soldi ci vogliono per far sì che il tuo uomo non va con altre donne. Va. Va bene. Ciao. Ciao. Siete stupidi, siete una banda di ignoranti, perché voi, ignorantoni, siete abituati a chiamare chi vi prende per il culo. Pronto? Salve, buongiorno, mi chiamo Vincenza e volevo sapere qualcosa a livello lavorativamente. Feci una domanda come operatore giudiziario, volevo sapere se mi chiamavano quest'anno. Mm-hmm. Vediamo, quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, io ho 48 anni, segno del Toro. Va bene. Fermami quando vuoi. Stop, fermo. No, andrà bene, andrà bene. Ok, la ringrazio veramente. Arrivederci. Arrivederci.